Saranno circa 900 i padovani coinvolti nelle prossime elezioni comunali come candidati ai 32 posti nel Consiglio di Palazzo Moroni. Una trentina le liste in gara che dovranno presentare i loro elenchi entro le ore 12 di sabato 14 maggio. Manca perciò molto meno di un mese e importante perché ogni lista sia valida nella corsa alle comunali servono almeno 350 firme autenticate di elettori del Comune di Padova. L'autenticazione viene effettuata da notai, ufficiali di stato civile, assessori, consiglieri comunali e funzionari indicati dal sindaco. Il numero minimo di candidati in lista è di 21. In ogni lista nessuno dei due sessi può superare i 2/3 dei candidati. Al momento sono 9 invece gli aspiranti alla carica di sindaco. Sergio Giordani per il centrosinistra e in tutto 9 liste, Francesco Peghin per il centrodestra e in totale 8 liste, Francesca Gislong per l'associazione Orizzonti, Lorenzo Innocenti con Torna Padova, Salim El Mawed per la lista Padova di tutti, Luca Lendaro per Tutta Nostra la città, Domenico Minasola per Alleanza per Padova, Chiara Zoccarato per Alternativa e i Novax 3V con Paolo Girotto. Una curiosità, i cittadini stranieri di area UE che vogliono votare per le amministrative dovranno iscriversi alle liste elettorali entro il 3 maggio.